Nuovi guai per il giudice Amato, già indagato per pornografia minorile. Il suo nome compare anche nell'inchiesta della Procura di Trento per scambio online di materiale pedopornografico. Avrebbe fruttato 6 milioni di euro il carico di coca intercettato dai finanzieri in servizio nel porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta in un container carico di caffè proveniente dall'Honduras. L'ANAS stanzia 958 milioni di euro per l'ammodernamento del tratto della 106, compreso tra i comuni di Cassano, Villapiana, Roseto Capospulico. Studenti in piazza in 70 città italiane per contestare il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, ritenuto non confacente alle aspettative degli alunni. 10 dipartimenti dell'Università della Calabria riaprono le iscrizioni per coprire i posti rimasti liberi. Le aspiranti matricole hanno tempo fino a domani per presentare domanda. Grande attesa ad Acri per la canonizzazione del Beato Angelo, in programma domenica, previsti numerosi fedeli da tutta la Calabria. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano questa brutta vicenda che coinvolge un giudice. Bene, il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. È collocato fuori dall'organico della magistratura il giudice Amato, indagato per pedopornografia a Messina, è coinvolto in una nuova inchiesta. I particolari nel servizio. È coinvolto anche Gaetano Maria Amato, 58 anni, magistrato della Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'inchiesta Black Shadow, che ha svelato una rete di pedofili che si scambiava materiale pedopornografico su internet, utilizzando il servizio di instant messaging criptato di un notissimo applicativo, ritenuto riservato e sicuro. Sono 10 le persone arrestate, 47 le perquisizioni eseguite e ingente il materiale pedopornografico sequestrato nel corso dell'operazione condotta dalla Polizia Postale di Bolzano. Le indagini, coordinate dal PM trentino Davide Ognibene, sono iniziate circa un anno e mezzo fa dall'analisi del PC di un uomo di 40 anni, altoatesino, residente in Valpusteria. Quello di Trento non è l'unico procedimento che inguaia Amato. Sarebbero infatti 2 indagini parallele, quelle condotte dalle procure della Repubblica di Trento e Messina, che vedono coinvolto il magistrato per vicende legate alla pedopornografia. Amato è stato arrestato dalla polizia di Messina il 2 ottobre scorso su provvedimento del GIP nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore messinese Maurizio De Lucia. A magistrato in quel caso è stato contestato il reato di pornografia minorile. L'indagine della Procura di Trento riguarda invece una presunta rete di pedofili dedita allo scambio di immagini online. In questo contesto il magistrato è indagato proprio per un presunto scambio di materiale pedopornografico. Non è da escludere che le 2 indagini, nate separatamente, abbiano avuto alcuni punti di contatto. Avrebbe fruttato 6 milioni di euro il carico di coca intercettato dai finanzieri in servizio al porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta in un container carico di caffè. Particolari nel servizio. Un nuovo importante sequestro di cocaina è stato effettuato al porto di Gioia Tauro dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate e Dogane. Attraverso una serie di controlli sono stati individuati 28 kg di droga suddivisi in 25 panetti per un valore di 5.600.000 euro. Il sistema utilizzato dai narcotrafficanti è sempre lo stesso. La coca viene nascosta in alcuni borsoni all'interno di un container. In questo caso era nascosta in un carico di caffè proveniente dall'Honduras e diretto ad Istanbul in Turchia. L'attenzione e lo sforzo sono massimi, ha dichiarato il procuratore Cafiero De Rao, per cercare di limitare un fenomeno che affligge purtroppo non solo le fasce di popolazione più giovani, ma anche una platea molto più vasta, a cui sono da imputare anche una serie di costi sociali che possono essere intesi come quelli supportati dai cittadini e dalla collettività, direttamente e indirettamente derivanti dalle conseguenze dell'uso di droga e dal mercato ad esso connesso. Basti pensare, aggiunge ancora il procuratore, alle enormi ricadute in termini di costi per la società in tema di sforzi volti a garantire la sicurezza pubblica, la cura e la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o al finanziamento degli interventi di prevenzione e di assistenza sociale. Un ulteriore problema, spiega ancora De Rao, è dato anche dai costi aggiuntivi determinati dall'immissione sul mercato delle enormi quantità di denaro proveniente dal traffico e dallo spaccio di tali sostanze. Queste somme infatti
una volta reinvestite e riciclate sono in grado di inquinare pesantemente i circuiti legali dell'economia e di alterare le condizioni di concorrenza, sottraendo opportunità di lavoro alle imprese che rispettano le regole. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Oltre 21.000 prodotti posti in vendita illegalmente sono stati sequestrati agli uomini della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che hanno denunciato 21 persone. In varie circostanze sono stati sequestrati più di 1.000 prodotti contraffatti recanti marchi di aziende leader nel settore dell'abbigliamento e oltre 2.500 prodotti tra apparecchiature elettroniche, giocattoli e altri oggetti posti in vendita abusivamente. Individuati anche 2.500 file musicali pirata. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, ha disposto un accesso ispettivo antimafia al comune di Villa San Giovanni. La decisione è stata adottata al fine di compiere accertamenti e approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso. La commissione di indagine si è insediata oggi. Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, sarà sentito martedì prossimo dai magistrati di Locri. Il primo cittadino del paese, divenuto simbolo mondiale dell'accoglienza, aveva chiesto di poter chiarire il prima possibile la sua posizione e intenzione di spiegare ai magistrati che lo hanno messo sotto indagine per truffa, concussione e abuso d'ufficio come siano stati utilizzati quei fondi che, secondo le accuse, sarebbero stati gestiti in maniera irregolare. Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto a Palmi, nel Regino, durante dei lavori edili. La granata, dal peso di oltre 55 kg, dei quali circa 12 di tritolo, è stata neutralizzata dagli artificieri dell'esercito dell'11° Reggimento Genio, seconda compagnia guastatori di Castrovillari, supportati attivamente dal personale del commissariato della Polizia di Stato di Palmi con l'assistenza sanitaria della Croce Rossa. Ci spostiamo a Cinquefrondi, dove un insegnante del liceo Rechicchi è stato colpito alla testa da ignoti. La comunità condanna il gesto e si stringe attorno al docente di musica. Vediamo. Dopo la vile aggressione, il Richichi si stringe intorno al professore del liceo musicale a Cinquefrondi. Apprensione e sconcerto il giorno dopo la brutale aggressione del docente del liceo musicale di Cinquefrondi, il dirigente scolastico Francesca Maria Morabito. I docenti, gli studenti e il personale ATA del Richichi si stringono al docente dopo l'episodio accaduto martedì mattina nel cortile della scuola. Siamo vicini al nostro professore musicista, di valore e stimato collega, ha commentato la professoressa Francesca Maria Morabito. Siamo certi che il vile gesto non ne frenerà la passione e l'impegno con i quali da diversi anni ormai segue i nostri studenti dell'istituto di Cinquefrondi. Nella tarda mattinata, il docente, per motivi ancora tutti da chiarire, è stato sorpreso alle spalle mentre si accingeva a salire in auto a conclusione della lezione da due individui che lo hanno colpito alla testa. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Polistena, è stato medicato, sottoposto ad un esame della TAC, dall'esito negativo, nonché dimesso nella stessa serata. Ringrazio il personale medico e le forze dell'ordine per il pronto intervento in soccorso del docente, ha aggiunto la preside Morabito. Siamo fiduciosi nell'operato dei carabinieri e nelle loro indagini, che faranno certamente luce sulla vicenda. Il liceo Richichi rimane un'istituzione a presidio della legalità sul territorio e pronta a difendere i valori del bene comune, dell'onestà e della rettitudine. La cultura e la conoscenza sono gli strumenti indispensabili per combattere ogni crimine. La dirigente, nel sostenere che studenti e docenti hanno collaborato con le forze dell'ordine, accorse nel cortile della scuola subito dopo l'aggressione, annuncia che probabilmente all'inizio della settimana prossima sarà organizzata una manifestazione di solidarietà aperta alla cittadinanza e alle istituzioni. Anche l'amministrazione comunale di Cinquefrondi ha espresso profonda indignazione. Siamo pronti, per il grave danno all'immagine che fatti del genere possono arrecare alla scuola, alla comunità tutta, a costituirci parte civile nell'eventuale processo a seguito dell'individuazione dei responsabili, che ci auguriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. L'ANAS, cambiamo decisamente argomento, stanzia le risorse per la statale 106, 18 i chilometri interessati dall'ammodernamento che attraversano i comuni di Cassano Ionio, Francavilla, Cerchiara di Calabria e Villa Piana. L'investimento è di 958 milioni di euro. Vediamo.
Dopo anni di annunci per la statale 106 arriva o potrebbe arrivare la svolta, che è tutta in un progetto approvata in maniera definitiva dal Consiglio d'amministrazione dell'ANAS per il completamento della strada. 18 i chilometri interessati che attraversano i comuni di Cassano Ionio, Francavilla, Cerchiara di Calabria e Villa Piana. L'investimento è di 958 milioni di euro. L'intero Megalotto 3 prevede invece un investimento di 1.234 milioni di euro e rappresenta il tassello che unisce il sistema integrato tra il corridoio adriatico, ionico e tirrenico. L'impegno confermato dall'ANAS sulla 106 era stato assunto alla presenza del ministro Graziano Del Rio. A breve si spera possano aprire i cantieri e in una terra come la nostra l'altro risultato sarebbe rispettare i tempi di realizzazione dei 18 chilometri senza ulteriori spese. Una volta completati i lavori si potrà contare su un tratto di strada più sicuro. Troppi ad oggi le vittime di quello che è un vero e proprio rettilineo della morte, e la parte ionica della Calabria, finora difficile da raggiungere, potrà mostrare la sua bellezza e le sue origini magno-greche. L'infrastruttura che verrà ottimizzerà i tempi di percorrenza e quindi sarà più facile e più veloce spostarsi. Questo almeno sulla carta. Speriamo che la realtà per una volta sia migliore di quanto immaginato dai progettisti. Il testo unico proposto dal Presidente della Commissione regionale contro l''ndrangheta Arturo Bova sulla lotta alla criminalità organizzata ottiene il via libera dalla Commissione Affari Istituzionali. Vediamo. 6 milioni di euro è la copertura finanziaria della legge sulla lotta alla criminalità organizzata. Il testo unico proposto dal Presidente della Commissione regionale contro l''ndrangheta Arturo Bova ottiene il via libera dalla prima Commissione Affari Istituzionali, un lungo iter per arrivare alla stesura di un testo che ha visto il coinvolgimento di associazioni, soggetti interessati e numerose audizioni, ben 54. Adesso la legge è addirittura d'arrivo e sarà in grado di fornire ad amministratori, enti locali e imprenditori una serie di strumenti utili per contrastare l'illegalità e la criminalità organizzata. Oggi finalmente abbiamo licenziata, quindi può procedere il suo iter, una legge importante per la Calabria che si aspettava, era attesa e quindi l'abbiamo messa in dirittura d'arrivo, pronta per essere proposta in Consiglio. È una legge importante per quanto riguarda anche le famiglie vittime di mafia, per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda beni immobili, diciamo che spesso sono anche fatto uso, come dire, di attività criminali. Adesso la normativa dovrà andare in Commissione Bilancio, ma come dicevamo ci sono le coperture finanziarie che consentiranno alla legge di essere pienamente operativa. C'è un processo di solidarietà e di sussidiarietà che si mette in moto, che mette in campo anche delle risorse importanti da parte della Regione, circa 6 milioni di euro, per un'attività di un interesse sociale di primaria importanza in una regione come dire, ad alto tasso di criminalità qui in Calabria, e quindi questa legge ad hoc viene proprio come dire, a proposito. Università della Calabria, seconda chiamata per le matricole, posti disponibili, almeno 10 i dipartimenti coinvolti. La domanda va inoltrata entro 24 ore, vediamo. Entro la mezzanotte di domani la seconda chiamata per le aspiranti matricole dell'Università della Calabria. Sarà possibile infatti presentare domanda per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2017-2018. I posti vacanti riguardano ingegneria elettronica, ingegneria alimentare, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria chimica, fisica, scienze dei materiali, chimica, economia, scienze turistiche, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze naturali, farmacia e scienze della nutrizione. È finita la prima fase di immatricolazione, sono risultati vacanti alcune posizioni e mi sembra giusto indire un altro bando, limitato ovviamente, perché sono rimasti circa 661 posizioni rispetto al bando iniziale, a fronte di un 5.500 che erano le posizioni messi a bando, e quindi apriamo quest'altra possibilità di poter dare agli studenti, soprattutto a quelli che
avevano provato a entrare in qualche corso di laurea che è il risultato saturo, quindi sono rimasti fuori, però ci sono anche corsi di laurea affini e che quindi uno può, se vuole provare la carriera universitaria, a entrare anche, non dico proprio nella materia prescelta all'inizio, ma insomma una materia vicina. Poi ricordiamo che entrando in una materia affine si può poi negli anni futuri fare il passaggio, il trasferimento anche a un altro corso di laurea. Dall'università alla scuola, perché stamattina c'è stata la mobilitazione degli studenti che hanno protestato per l'alternanza scuola-lavoro e il caro libri. A Catanzaro il corteo dei ragazzi ha creato disagi alla circolazione. Vediamo. Striscioni e cori a Catanzaro, dove 1 migliaio di studenti degli istituti superiori del capoluogo sono scesi in piazza. Il corteo si è snodato per le vie del centro, creando notevoli disagi alla viabilità. La rivendicazione dei ragazzi riguarda l'alternanza scuola-lavoro. I percorsi individuati dovrebbero rispecchiare e completare l'indirizzo di studio scelto, hanno ribadito gli studenti, che chiedono il rispetto dei diritti e della normativa introdotta con la buona scuola. La mobilitazione non è solo calabrese ma nazionale e ha coinvolto 70 città. Gli studenti aderenti alla rete della conoscenza Unione degli Studenti hanno indossato delle tute blu contro lo sfruttamento. Insomma, l'alternanza scuola-lavoro non può tradursi, le cronache lo hanno riportato, in manovalanza gratuita per le aziende che vogliono risparmiare sul costo del lavoro, ma deve essere un'opportunità per conoscere l'organizzazione delle attività, capirne le dinamiche, orientare al futuro. Contestato anche il caro libri, che pesa e tanto sulle famiglie, e chiesto agli insegnanti di limitare nuove adozioni di testi scolastici. Cresce l'attesa in tutta la regione per la canonizzazione del Beato Angelo di Acri, che avverrà domenica prossima. Vediamo. Domenica 15 ottobre la Chiesa calabrese vivrà un momento di grande gioia e spiritualità. Un altro figlio di questa terra, il Beato Angelo d'Acri, sarà proclamato santo. La diocesi di Cosenza Bisignano si sta organizzando per partecipare, insieme a tanti fedeli, nel migliore dei modi al grande evento. Dopo il 15 ottobre, data prevista per la canonizzazione del Beato Angelo d'Acri, fino al 30 ottobre, giorno in cui la sua memoria sarà inserita nel calendario liturgico, si susseguiranno momenti di preghiera e celebrazioni solenni nella maestosa basilica di Acri a lui dedicata. La nostra diocesi, insieme all'Ordine dei Cappuccini, si sta organizzando per partecipare alla grande a questo evento. Sono oltre 6.000 i pellegrini che si recheranno a Roma per partecipare alla Messa del Papa, che sarà giorno 15 ottobre. L'invito è quello di organizzarsi bene, arrivare per tempo, perché i controlli sono un pochino non eccessivi, sono quelli necessari per questi tempi. E allo stesso tempo chi si reca a Roma deve essere munito di pass. Il pass viene rilasciato gratuitamente presso la Basilica di Acri fino a quando li abbiamo per il numero che ci è stato concesso, e poi si può partecipare anche all'evento che si svolgerà ad Acri giorno 21 di ottobre, che è una messa presieduta dal nostro vescovo, la messa di ringraziamento nel teatro comunale. Anche lì si entra muniti di pass, ci sono tanti posti, ma tutta la cittadina è in fibrillazione, si stanno preparando maxi schermi, luoghi per accogliere i pellegrini per queste celebrazioni di ringraziamento che saranno dal 21, presieduto dal Vescovo, fino al 30, e il 30 ottobre si chiuderà con il Ministro Generale dell'Ordine dei Cappuccini, dopo che ha celebrato ogni sera un Vescovo calabrese. L'ultima sera il Ministro Generale celebrerà nel giorno della memoria liturgica, cioè del nome scritto sul nostro calendario. Quel giorno, il 30 ottobre, sarà Sant'Angelo d'Acri. Domani la giornata finale della campagna nazionale Io non rischio, sulle buone pratiche di protezione civile sul rischio terremoto e alluvione. Vediamo. Anche Catanzaro ha aderito alla campagna nazionale Io non rischio, in programma domani e che interesserà tutti i capoluoghi di provincia. I dettagli della 7ª edizione sono stati illustrati dalla responsabile pubbliche relazioni del gruppo comunale volontariato di protezione civile di Catanzaro, Rossella Palermo, in rappresentanza anche di tutte le altre associazioni del territorio provinciale coinvolte nell'organizzazione dell'iniziativa. Una giornata che ha l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio
rischio alluvione sul maremoto. Presente all'incontro il capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi, il quale ha sottolineato che i rischi si combattono innanzitutto con le leggi che purtroppo spesso vengono infrante. Esistono le leggi degli uomini, che sono quelle che spesso purtroppo, come dicevo, vengono infrante, però ci sono quelle della natura, per esempio i corsi d'acqua, i versanti, le frane, i terremoti. Ecco, le leggi della natura non si possono mai aggirare, perché quando uno si appropria di un corso d'acqua, costruisce su un corso d'acqua, tomba un corso d'acqua, oppure costruisce su una frana, oppure costruisce abusivamente una casa o commette degli abusi edilizi, la natura non fa sconti a nessuno, perché comunque si riprende gli spazi che le appartengono. Ma la campagna Io non rischio fa capire anche ai cittadini il comportamento da tenere in caso di calamità naturali. Fornisce ai cittadini esattamente un vademecum, delle regole per evitare appunto di avere problemi e quindi anche di perdere la vita. E in tutto questo contesto voglio sottolineare il fatto che Catanzaro è una delle pochissime città della Calabria che ha redatto il piano comunale d'emergenza con le più recenti normative, ecco, in particolare normative che tengono conto anche dei portatori di handicap, di persone che hanno disabilità e quindi che devono essere le prime persone ad essere appunto soccorse in caso di calamità. Diverse le iniziative che si terranno nella giornata di domani nelle principali piazze delle città calabresi, proprio per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile. L'ultimo libro del giornalista e scrittore Arcangelo Badolati è stato presentato al Festival Leggere e Scrivere. Vediamo. Un libro per esaminare l'evoluzione dell''ndrangheta è stato un altro degli appuntamenti letterari del Festival Leggere e Scrivere che si sta svolgendo a Vibo Valentia. Guardando al passato e al presente, Arcangelo Badolati racconta un fenomeno mai esplorato che ha caratterizzato la storia recente della mafia calabrese. Il ruolo svolto all'interno delle cosche delle donne provenienti dai paesi dell'ex Cortina di Ferro. Da mogli e compagne di boss e picciotti, queste donne, cresciute in contesti sociali nei quali l''ndrangheta non ha mai messo radici, si sono trasformate in temuti capi o infedeli luogotenenti, gestendo in Calabria estorsioni, organizzando traffici di cocaina, mettendosi alla guida di aziende nate riciclando denaro, frutto di attività illecite. Sono situazioni contingenti a rapporti amorosi, che però hanno poi contribuito ad offrire a queste donne dell'Est un ruolo all'interno dei clan, proprio perché compagni o amanti di personaggi di spicco della criminalità organizzata calabrese. È un settore inesplorato, quindi chiunque voglia approcciarsi a questo mondo nel quale sentite parlare in dialetto calabrese con accento slavo, ecco, chi vuole accostarsi a questo mondo può farlo attraverso questo libro, Le 'Ndranghetiste dell'Est, che è edito dalla Pellegrini. Ecco, questo significa che l''ndrangheta ha trovato una strada ulteriore e diversa nella sua articolazione? Sì, sono nati dei rapporti che hanno in qualche maniera fatto introdurre queste donne in famiglie di tipo clanico in cui era impossibile entrare. Il fatto è che poi quando i compagni o i boss hanno finito ad avere fortuna, sono finiti in manette, queste donne hanno collaborato con la giustizia. Questa è la prova che quando questa organizzazione di tipo familistico, basata sui legami di sangue come l''ndrangheta, si apre ad esperienze diverse, queste esperienze si rivelano fallimentari, perché tutte le donne di cui parlo nel libro hanno collaborato poi con la magistratura, offrendo ai magistrati, alle forze investigative, una visione dall'interno di clan che sembravano assolutamente inespugnabili. In Calabria c'è la prima polacca in assoluto condannata per mafia con sentenza definitiva. Anche questo è un dato storico inoppugnabile. Ecco, questo libro approfondisce questi settori e parla poi ovviamente dell''ndrangheta sul piano internazionale, di quello che succede in Australia, in Canada, dei personaggi, dei più importanti broker calabresi della droga che hanno davvero determinato l'andamento del mercato negli ultimi 20 anni, del mercato mondiale della cocaina. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Si prospetta un fine settimana all'insegna del bel tempo sulla nostra regione, grazie alla presenza di un robusto anticiclone di matrice subtropicale che garantirà tempo stabile e soleggiato per diversi giorni
e un rialzo delle temperature che raggiungeranno anche picchi fino a 25-27 gradi. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore notturne e del primo mattino sulle zone interne potrebbero verificarsi anche foschie dense e banchi di nebbia, in veloce diradamento nella mattinata. Temperature in ulteriore lieve aumento risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, mari generalmente poco mossi, con venti a regime di brezza sul Mar Tirreno, deboli settentrionali sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.